Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. A Catania è riunito il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza dopo le ultime sparatorie e l'omicidio in Corso Sicilia. Il prefetto ribadisce che la città è sicura. Per il sindaco Trantino non c'è nessun ritorno agli anni '80. Intanto è stato convalidato il fermo dell'assassino del posteggiatore abusivo. Sicurezza a Palermo, il ministro Piantedosi annuncia che arriveranno più poliziotti per il contrasto alla violenza di strada. E Palermo ricorda il generale Alberto Dalla Chiesa, il prefetto dei 100 giorni. Resta ancora oggi esempio concreto di lotta alla mafia. Anche la Sicilia si mobilita per inviare aiuti a Gaza. La nave flottiglia passa da Catania, ad attenderla un corteo di solidarietà che ha richiamato decine e decine di persone. Scene da Arancia Meccanica Gela, 2 diciassettenni travestiti da imbianchini assaltano una gioielleria sotto gli occhi dei passanti, arrestati poco dopo. Musica alla grinta di Marcella Bella esplode sul palco di Favara nell'Agrigentino per una serata vibrante di emozioni, un viaggio tra melodie d'estate e ricordi intramontabili. Calcio prevendita a gonfie vele per il Catania in vista della sfida contro il Monopoli. Sabato al Massimino previsti quasi 20.000 spettatori. Bentrovati. In apertura la grave sensazione di insicurezza che in questo periodo si vive a Catania dopo la sequenza di sparatorie notturne degli ultimi giorni e gli accoltellamenti mortali in strada. Per il sindaco Trantino però non c'è nessun ritorno agli anni '80. Oggi vertice in prefettura per sentiamo com'è andata nel punto di Orazio Longo. Resta in carcere il 37enne etiope accusato di avere ferito mortalmente sabato scorso durante una lite per la gestione di un parcheggio nella centralissima Corso Sicilia a Catania il 30enne Alessandro Indurre. Il GIP ha accolto la richiesta dei PM e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, reo confesso, che sostiene di avere agito per difendersi, mentre la procura ha conferito l'incarico per eseguire l'autopsia. Intanto, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dopo i numerosi episodi di violenza delle ultime settimane, il prefetto di Catania ribadisce: la città è sicura. Catania è una città sicura, Catania è una città sicuramente attentamente sotto controllo da parte delle forze di polizia. Quello che in questo momento abbiamo a disposizione a Catania in termini di risorse per tutte quante le forze di polizia ci ha reso capaci di avere una riduzione dei fatti criminosi particolarmente importante, anzi di gran lunga superiore anche alla media nazionale. Per il sindaco Trantino non c'è nessun ritorno al passato, ai fenomeni criminali degli anni '80. Siamo distanti anni luce dal passato. Io ribadisco ancora una volta quel che ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta, in occasione della sua trasferta catanese dell'anno scorso, che una volta l'imprenditoria aveva difficoltà a stabilirsi a Catania perché temevano i gangli della criminalità organizzata. Adesso non succede più, quindi i fenomeni di criminalità ci sono, ci saranno sempre, ma nello stesso tempo si tratta di contenerli e relegarli a una dimensione marginale che non dia fastidio alla collettività. E sull'emergenza sicurezza nelle città siciliane è intervenuto il ministro Piantedosi. Arriveranno più poliziotti a Palermo per il contrasto alla violenza di strada, il controllo del territorio e per sconfiggere il senso di insicurezza che vive la città. Il ministro era presente oggi a Palermo per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sentiamo Manlio Viola. La mafia uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva della società siciliana e italiana, ma Palermo adesso deve affrontare anche altri problemi di natura diversa che portano ad un allarme sicurezza avvertito dai cittadini. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in città per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha parlato con il prefetto della città che gli ha fatto il quadro della lotta alla violenza di strada. Ci sono cose che si stanno facendo, ma altre ancora che dovranno essere fatte. Palermo ha vissuto, come sapete, delle situazioni adesso di taglio diverso, ma non meno preoccupanti, che abbiamo cominciato ad affrontare, devo dire, con le autorità locali già nei giorni scorsi, nelle settimane scorse.
Il ministro non intende sottrarsi agli impegni presi con il sindaco Roberto Lagalla e ribaditi a luglio quando venne in occasione dell'anniversario borsellino. Ho preso l'impegno, adesso noi avremo da qui alla fine dell'anno la distribuzione di ulteriori risorse anche umane. Fare dei numeri adesso è molto, ma diverse decine di uomini in aggiunta al turnover, quindi io prendo l'impegno che la città avrà il trattamento che merita. L'arrivo di forze aggiuntive potrebbe avvenire intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2026, ma sui tempi il ministro ha preferito non pronunciarsi, anche perché il problema sicurezza non è solo palermitano. Controllo e contrasto alla delinquenza di strada sono richieste comuni di tutte le grandi città italiane. Ecco, l'abbiamo visto, Palermo oggi ha ricordato il generale Dalla Chiesa ucciso dalla mafia assieme alla moglie 43 anni fa. Marco Gullà. Era una mafia sanguinaria, una mafia che uccideva. 43 anni fa, in via Isidoro Carini a Palermo, l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Dalla Chiesa, il prefetto dei 100 giorni, l'inviato nel capoluogo siciliano per combattere la mafia, dopo gli importanti risultati nella lotta al terrorismo. Una battaglia però solitaria e con le armi spuntate. Ucciso dopo che aveva chiesto poteri speciali per la lotta a Cosa Nostra. Oggi la commemorazione sul luogo dell'eccidio alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente anche l'ex senatore nonché procuratore Pietro Grasso. Dalla Chiesa è stato un simbolo importante per dimostrare il senso del dovere, dell'impegno, del sacrificio in un momento storico del nostro paese, della nostra città. È l'emblema dello spirito di servizio vero, autentico, quello che ti porta a non risparmiare nessuna energia per concorrere alla costruzione, alla realizzazione del bene comune. A 43 anni di distanza, la memoria di quel vile agguato è per l'intero paese un costante monito alla responsabilità e al comune impegno nella lotta alla mafia, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sforzo di tutti contro la mafia è essenziale per un duraturo progresso umano, sociale ed economico. E passa anche dalla Sicilia la missione umanitaria per Gaza. Tra i partecipanti Greta Thunberg. Le imbarcazioni partiranno il 7 settembre dai porti di Catania e Siracusa per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Sentiamo Giusy Lazzara. Naviga la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che vuole provare a rompere il blocco navale imposto da Israele e portare aiuti concreti alla popolazione palestinese stremata nella striscia di Gaza. È stata definita la più grande missione di solidarietà della storia. Alla traversata aderiscono delegazioni da 44 paesi di tutto il mondo, tra cui l'Italia. Le prime navi sono salpate da Genova e Barcellona e dopo uno stop dovuto al maltempo hanno preso il largo. La Sicilia fa la sua parte. In queste ore le imbarcazioni sono attese al porto di Catania. Una ventina sono già arrivate a Siracusa e poi partiranno verso Gaza, dove arriveranno alla metà di settembre. A Catania è organizzato un corteo di solidarietà. C'è davvero una Sicilia che vuole essere protagonista in questa battaglia a sostegno della popolazione di Gaza di fronte all'indifferenza da parte delle nostre istituzioni regionali. Invece c'è un popolo siciliano che davvero dimostra di essere terra di pace, terra di accoglienza. Tantissimi volontari, anche la segretaria nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana. I media internazionali da tempo hanno chiesto al governo israeliano la possibilità di raccontare sul campo quello che sta succedendo a Gaza. Ma siccome il governo israeliano non vuole, da una parte uccide i giornalisti gazawi, dall'altra parte imbriglia l'informazione e impedisce ai grandi media indipendenti di poter raccontare quello che succede. In migliaia tra cittadini e associazioni stanno partecipando proprio in queste ore al corteo che simbolicamente accompagna la flotta per rompere l'assedio di Gaza. Lo vedete in queste immagini. La manifestazione è partita alle 18 dal porto di Catania e proseguirà per le vie cittadine fino a piazza Federico di Svevia, di fronte al Castello Ursino, dove si alterneranno interventi, musica e performance artistiche. Un'analoga manifestazione è in corso anche a Siracusa.
Angelo Bonelli, leader di AWS, chiede immediate spiegazioni al governo sulla presenza di 3 aerei militari israeliani che hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. E aggiunge: il governo deve dirci chiaramente se questi aerei sono venuti a spiare la Global Flottiglia oppure sono venuti a caricare materiale bellico. Ci sono 2 morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 sulla statale 194 nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa. A perdere la vita 2 anziani originari di Malta. I 2 si trovavano a bordo di una macchina, una Toyota Yaris, che per cause ancora da accertare si è scontrata contro un autocarro proveniente dalla direzione opposta. Una spaccata da 40.000 euro nel cuore del centro storico di Gela, scene da arancia meccanica. 2 ragazzi di 17 anni si sono travestiti da imbianchini e hanno colpito una gioielleria in pieno pomeriggio sotto gli occhi dei passanti. Sono stati arrestati poche ore dopo, come ci racconta Gerri Italia. È il 19 agosto scorso, pieno centro storico di Gela, via Damaggio Fischetti. 2 giovanissimi arrivano con il volto coperto, tute da lavoro, mazze e un martello. Colpiscono con forza la vetrina blindata di una gioielleria, sfondano, afferrano quanti più preziosi possibile e scappano a piedi. Valore stimato della rapina circa 40.000 euro. Subito dopo il colpo si cambiano in un parcheggio della zona, ma le telecamere di sorveglianza riprendono tutto. I poliziotti li individuano già nelle ore successive. Avevano comprato proprio quel giorno sia le mazze che i guanti. Durante la fuga uno di loro si ferisce una mano, un dettaglio che li tradisce. Già nelle prime 24 ore avevamo individuato i 2 soggetti. Ovviamente le dinamiche giudiziarie prevedono un arresto in flagranza oppure un'indagine successiva. In questo caso, visto che era trascorsa la flagranza, abbiamo deciso con la procura di procedere a completare l'informativa e ottenere una misura di custodia cautelare come quella che è arrivata poi ieri. Gli agenti recuperano tute, abiti e arnesi usati per la spaccata. La refurtiva però non è stata ancora trovata. Dalle immagini si vede anche che alcuni gioielli sono caduti a terra e sono stati raccolti dai passanti, senza mai però essere restituiti. Per la procura minorile il caso è un'altra prova di quanto la criminalità giovanile resti un fenomeno radicato a Gela, alimentato spesso da famiglie fragili e contesti di degrado, come spiega il procuratore per i minorenni Rocco Cosentino, citando Arancia Meccanica per descrivere l'incidenza violenta del crimine nell'Interland. Sembra la scena tratta da Arancia Meccanica o comunque da un romanzo noir a tratti splatter. Purtroppo questa è la città di Gela nel 2025 e questo ovviamente, oltre alla spaccata tra virgolette in senso tecnico, ci fa riflettere di come ormai siano abituati, o meglio si sia formato in loro un senso di impunità, che ovviamente pensavano male perché nell'arco di pochi giorni sono subito stati assicurati alla giustizia. I 2 sono finiti in manetta in tempo record, ma resta l'amaro. Nessuno, dicono gli inquirenti, ha segnalato la presenza di 2 ragazzi travisati armati di mazze in pieno pomeriggio. La spaccata del 19 agosto lancia così un doppio segnale: da un lato la capacità della polizia di intervenire rapidamente, ma dall'altro il silenzio e l'indifferenza che hanno lasciato campo libero a 2 minorenni pericolosi e disperati. Un uomo di Siracusa, Nino Cusmano, risulta disperso in mare da lunedì scorso quando è salpato con il suo gommone dal porto Fossa di Marzamemi e poi non è più rientrato a casa. Alcuni parenti, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l'allarme. Le motovedette della Guardia Costiera hanno monitorato un'area intera tra l'area marina protetta del Plemmirio e Marzamemi, ma le ricerche non hanno ancora dato esito positivo e ci sono altri 7 dispersi, ma questa volta al largo di Lampedusa. Erano a bordo di un gommone con altri 41 migranti che sono stati salvati e trasportati a Lampedusa. Altre 23 persone, tra cui una donna incinta e 2 uomini con ustioni da idrocarburi, sono sbarcati dopo aver viaggiato su un gommone di 6 metri. Emergono poi anche particolari drammatici dai racconti di questo viaggio. Orazio Longo. Avevano pagato 800 euro per trovare l'Europa e invece hanno trovato la morte nel canale di Sicilia. E questa è l'ennesima storia tragica nel Mediterraneo, quegli sbarchi, quei naufragi che rischiano di non fare più notizia ma che invece continuano ad accadere. In 7 sarebbero annegati cadendo dal barcone per le acque agitate senza che i compagni di viaggio abbiano potuto fare niente per aiutarli a risalire a bordo. Lo hanno raccontato i 41 migranti salvati al largo di Lampedusa dalla nave da rifornimento Maridive, con i migranti rimasti bloccati in mare per 6 giorni.
Ora sono stati trasportati sull'isola dalla ONG Aurora Sar. Si tratta di eritrei, etiopi, malesi e sudanesi. Secondo le testimonianze raccolte, 2 sono finiti in mare la prima notte e 5 in quella successiva. Ma dal loro racconto emergono anche altri particolari di storie drammatiche, come la cifra sborsata a scafisti senza scrupoli, le violenze subite durante il lungo tragitto, i sacrifici fatti per raccogliere il denaro per la partenza. La traversata era iniziata il 27 agosto da Zuara in Libia. A salpare anche un migrante diabetico ora trasportato al poliambulatorio. Una donna e 2 uomini con ustioni da idrocarburi, ma anche una donna incinta e un uomo in stato confusionale sono stati portati in contrada grecale dopo lo sbarco di 23 persone al molo commerciale. Viaggiavano su un gommone di 6 metri. In questo caso il costo del viaggio sarebbe stato addirittura di 950 euro. Incontrata in Briacola, l'hotspot è pieno. Fra i presenti nella struttura di accoglienza anche 182 minorenni non accompagnati. Disposto il trasferimento di 270 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel dibattito del ponte sullo stretto non può essere inserito nella spesa militare NATO, ha detto all'Italia. Questo mentre a Messina i movimenti No Ponte preparano una nuova manifestazione, come ci racconta Francesco Triolo. Il ponte sullo stretto non può essere considerato un'infrastruttura militare, dunque non può essere conteggiato nella spesa che l'Italia affronta a vantaggio del bilancio NATO. Insomma, la spesa del ponte non può essere inserita in quel 5% di contribuzione alla spesa militare NATO. Sembra essere questa l'idea degli Stati Uniti, guidati dal presidente Donald Trump, che in qualche modo avverte l'Italia e il governo Meloni intenzionato a mettere quella spesa proprio nel bilancio del 5% NATO. Tutto questo mentre a Messina gli stati generali dei comitati No Ponte hanno deliberato ieri sera la programmazione di una grande manifestazione nazionale tra fine novembre e inizio dicembre con almeno 20.000 persone. L'obiettivo è quello di costruire tutti quanti insieme un appuntamento in autunno che abbia l'obiettivo di essere veramente la più grande manifestazione No Ponte che ci sia stata mai sul nostro territorio. Non sarà un corteo che riguarderà solo Messina, ma verranno molte delegazioni da tutta Italia, perché il problema del ponte, cioè il no al ponte, non è un problema esclusivamente messinese. Il movimento è un movimento che ha fatto rete, che ha oltrepassato chiaramente le acque dello stretto e che ha coinvolto tutti quei movimenti che in Calabria da anni, da decenni, anche loro stanno combattendo questa battaglia. Si avvicina l'avvio dell'anno scolastico e come da tradizione a Messina la scalinata del comune viene trasformata in una grande libreria a cielo aperto. Vediamo. Un rito, una tradizione che si rinnova, la scalinata di Palazzo Zanca a Messina come ogni anno trasformata in una grande libreria a cielo aperto e il mercatino dei libri usati che per 3 giorni caratterizza i pomeriggi degli studenti e dei genitori alla ricerca dei testi per il prossimo anno scolastico. Anche se sono uscito da 2 anni mi piace sempre condividere questi momenti. Io sono venuto qui per vendere i miei libri e dare la possibilità comunque agli altri di utilizzarli, anche ad altri soprattutto della mia scuola. Qualcosa si può trovare. Ho trovato giusto 2 libri, ma niente di che. Lista alla mano si cerca di combattere così il caro libri. Per molti è stato anche un ritorno al passato, una volta studenti, adesso genitori, ma sempre un appuntamento irrinunciabile. Mi ricordo che una volta comunque c'erano molti più venditori e poi erano un po' più ragazzi, invece ora vedo più genitori che ragazzi. Una volta era tutto più spontaneo, adesso invece è proprio il comune attraverso l'assessorato alle politiche giovanili a coordinare gli spazi. Può vedere questo fermento giovanile che segna quello che è l'avvio del nuovo anno scolastico è importante per far vedere come i giovani possano vivere quelli che sono gli spazi pubblici attraverso quella che sono varie attività, fra cui il mercatino dei libri usati. La musica adesso con le note di Marcella Bella che hanno emozionato Favara nell'Agrigentino con il suo Diamante Tour 2025. Vediamo. Serata di grande musica e forti emozioni in piazza Cavour a Favara. Protagonista Marcella Bella con il suo Diamante Tour 2025. Un viaggio tra melodie d'estate e ricordi intramontabili con arrangiamenti fedeli agli originali ma capaci di regalare nuove atmosfere. Sul palco la cantante catanese è stata accompagnata da una band d'eccezione e da un corpo di ballo che ha reso ancora più suggestiva l'esibizione.
In scaletta brani simbolo di una carriera luminosa, da Nessuno mai a Aria, fino a Montagne Verdi, senza dimenticare l'emozione non ha voce, scritta al fratello Gianni per Adriano Celentano. Proiezioni su Max Ledwall hanno ripercorso la sua vita artistica fondendo presente e passato. Applausi a scena aperta per Marcella Bella, la sua voce e le sue canzoni restano una colonna sonora senza tempo. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, grande entusiasmo intorno al Catania che prepara la gara del Massimino contro il Monopoli. Sabato previsti 20.000 spettatori. Sergio Colosi. La carica dei 20.000 sabato sera al Massimino contro il Monopoli, il Catania potrà contare su una maggiore spinta emotiva dei tifosi. I numeri della prevendita lasciano intuire che ci sarà un incremento rispetto ai 17.500 della gara con il Foggia. Curva nord esaurita, bassa disponibilità nella sud e in tribuna A, media negli altri settori. Non si esclude il pienone, ma in ogni caso il Massimino offrirà un bel colpo d'occhio. In città tra i tifosi c'è grande entusiasmo per le 2 vittorie con Foggia e Cavese, per la classifica, ma soprattutto per i margini di crescita di un Catania che ancora ha tante frecce al proprio arco, a cominciare da Caturano e da Ausilio, dal capitano Di Tacchio e da una panchina lunga che può fare la differenza. Allenamento mattutino per i rossazzurri. Sabato ancora assente Guaini che sconterà la terza di 4 giornate di squalifica. Proseguono la fase di recupero Di Tacchio con gli interni di centrocampo Aloe e Corbari chiamati agli straordinari e l'attaccante Rolfini in un reparto dove però c'è abbondanza. Monopoli 4 punti in classifica, ma non è più quella formazione che ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto. Ci fermiamo ancora per una breve pausa. A tra poco. Bene, non ci sono notizie dell'ultima ora. Per questa edizione del telegiornale è tutto. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.